Che situazione avete trovato alla Prandina? Beh, abbiamo avuto la conferma del prefetto che la Prandina è colpa di Bitonci. È colpa di Bitonci perché alla telefonata del prefetto, guarda che stanno arrivando questa massa, la risposta è stata non è un problema mio, non mi interessa. Bene, se questo è il rappresentante dei cittadini padovani, è giusto che tutti i padovani sappiano che queste situazioni emergenziali si vengono a creare per colpa di un sindaco che poi va ad abbaiare fuori dai cancelli. Evidentemente è l'unica cosa che riesce a portare alla politica di questa città. Come risolvere l'emergenza? Beh, chiaramente adesso la chiamiamo emergenza, probabilmente il quadro internazionale la renderà una cosa assolutamente normale purtroppo e quindi ci vuole una pianificazione, assolutamente sì, bisogna anche rivedere poi quelli che sono i trattati in sede europea. Indubbiamente. Una cosa che mi preme comunque è che in realtà non sarebbe neanche un'emergenza. Perché? Perché se tutte le amministrazioni locali avessero risposto e avessero dato disponibilità, avremmo 5 immigrati per ogni città. Nelle prospettive future abbiamo avuto una garanzia, e cioè che è volontà comune nostra e anche della Prefettura evitare la costituzione di centri enormi che siano tendopoli o in strutture stabili, ma evitare le grandi concentrazioni. Quindi non c'è il rischio al momento che si creino fenomeni come i CARA tristemente noti in Sicilia. Dal nostro punto di vista il settore è oggi in mano a un business privato perché mancano le disponibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di affrontare insieme, in concertazione, in sinergia, questo tipo di problema. Sono interventi molto costosi, dico un esempio, 4 persone accolte costano 4.200 euro al mese. Io credo che un sindaco, 4 persone con queste risorse troverebbe il modo di assisterle, controllarle in maniera egregia, creando anche la possibilità di investire questi soldi per opere che favoriscono l'integrazione e migliorano la qualità della vita per i cittadini, perché tutto si gioca su questo.